dottor Mazzone per l'ultimo e interessantissimo intervento alla tavola rotonda. Interessantissimo lo diciamo poi alla fine, dai. Ah, è interessantissimo. L'anno scorso è successo sangue e arena. Su incaglio e sofferenza. Perfetto. Prego. Io incomincio a chiamare in ordine, non alfabetico, ma per chi comincerà a parlare, l'avvocato Roberto Migliassi, che farà un intervento prima. Dov'è l'avvocato? Che non lo è, eccolo là, perfetto. Il dottor Giampaolo Biffo di GE Capital Servizi. Non lo vedo. Non c'è? Ah, ecco, perfetto. Non mi hai avvertito, va bene. Mi hanno bidonato in diversi. Quando me l'hai mandata? Adesso? Ok. Il dottor Giancarlo Bartoletti di Alba Leasing, in sostituzione del dottor Stefano Corti. Il dottor Gianluca De Candia, che spesso e volentieri ormai è su questo palco. Esatto. L'avvocato Marco Recchi, prezzemolino anche lui. Il dottor Massimo Zattarin, responsabile contenzioso stragiudiziale di Findomestic Banca. E la dottoressa, benché non inserita qua, ma era prevista, poi dopo contrattempo non doveva venire, è venuta, la dottoressa Antonella Carta di Sarda Leasing. Perfetto. E quantomeno anche oggi noi abbiamo garantito almeno la presenza della quota rosa sul palco, cosa che ieri non è. Certo, infine, in sostituzione di Prezzemolino 2, Marino Belloni, che ci teneva tanto a venire ci teneva tantissimo, perfetto, ci teneva Canciani. Allora le lascio la parola all'avvocato e dopodiché, e soprattutto le chiedo, dato che qualcuno mi ha detto, mi hanno fatto una domanda dicendo, ma incaglio o sofferenze, ma sono strumenti per il recupero del credito? No, esatto, è messa in formula interrogativa, sì, e siamo qua noi che dobbiamo definire cosa sono questi incagli e queste sofferenze e quali sono gli strumenti più adatti per il recupero del credito, giusto? Sì. Prego. Allora, mi spetta il compito di darvi una piccola panoramica, ma Canciani è stato eloquente prima, mentre stavo salendo sul palco mi ha fatto un segno che in molti studi televisivi fanno, quindi capisco. E vi invito, io ho fatto una piccola relazione che troverete agli atti, quindi se volete approfondire, per quanto possa essere approfondita una relazione di 20 pagine su un tema così importante, potete leggervi la relazione. Comunque, stamattina il professor Daveri ci ha detto che le sofferenze in Italia sono al 13,7%. È un dato importante perché è un dato che testimonia la qualità del credito italiana. Quindi la domanda che io mi pongo immediatamente è ma che cosa vuol dire sofferenze? Cioè un indicatore così importante deve essere definito, anche perché su questo indicatore si basano tutta una serie di studi e si basa, come ho detto prima, la valutazione sulla qualità di un credito. Allora, ripercorro molto brevemente la storia della sofferenza e della classificazione dei crediti come era stata ipotizzata da Banca Italia e come poi è stata attuata con una circolare molto importante che era il numero 139, che ha regolato l'attività degli intermediari finanziari delle banche nelle segnalazioni di queste posizioni. Tutto nasce dalla centrale RIS, questo organismo che era stato istituito con il testo unico bancario, che aveva come finalità appunto quello di vigilare sull'attività delle banche e degli intermediari finanziari, istituendo un meccanismo tramite il quale le banche e gli istituti finanziari potessero rapportare all'istituto centrale una serie di informazioni in modo da avere un flusso di entrata, quindi far conoscere alla Banca d'Italia qual era l'entità del mercato creditizio italiano e la qualità di questo mercato creditizio, e un flusso di informazioni che invece andava dalla Banca d'Italia verso gli intermediari per una serie di esigenze che poi vi illustrerò più compiutamente perché costituiscono la base per poi andare a stabilire il concetto di sofferenza. Questa circolare di Banca d'Italia sostanzialmente, quindi la 139, che poi è stata in varie occasioni emendata, aggiornata, ristrutturata,
ci dice sostanzialmente che gli intermediari finanziari debbono inviare un flusso informativo periodico alla Banca d'Italia e dentro questo flusso informativo devono dividere per forma tecnica tutta una serie di dati e classificare, e qui banalizzo un po', ma le esigenze di concisione che mi sono state date mi spingono appunto a essere estremamente semplici, anche perché poi il dibattito è quello che mi interessa. La classificazione dei crediti. Cosa diceva sostanzialmente questa circolare? Che le banche inviano un flusso informativo classificando i propri clienti a seconda di quello che è il grado di rischio o di difficoltà nell'incasso che incontrano nell'escussione dei loro crediti. Allora, per classificare ovviamente vengono dati degli indici. Banca d'Italia quindi ha definito un primo concetto di sofferenza e ha detto che la sofferenza è quella situazione in cui un cliente si trova in una situazione di difficoltà non transitoria nell'adempimento delle proprie obbligazioni. Allora, quando un giurista legge questa definizione, la prima cosa che pensa... Procedura concorsuale. Come? Pensa procedura concorsuale. Pensa alla procedura concorsuale, cioè mi parli di sofferenza, quindi io rimando nella mia testa all'articolo 5 della legge fallimentare, che mi dice una cosa che più o meno è simile. Mi dice, è soggetto a fallimento l'imprenditore che si trova nell'impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni, quindi in uno stato oggettivo tramite il quale questa società non è in grado in via prospettica di riportarsi in bonis e quindi anche aspettando qualche tempo di adeguarsi al pagamento delle obbligazioni che ha contratto. Però questa definizione, se noi la prendessimo tale quale, svuoterebbe di significato il concetto di sofferenza bancaria, perché omologando il concetto di sofferenza bancaria a quello fallimentare verrebbe meno uno dei principi secondo i quali la Banca d'Italia aveva stabilito che le banche dovevano segnalare, perché il principio fondamentale che stava alla base della segnalazione di questa sofferenza era quella di consentire alle banche di avere una visuale su quella che è la loro clientela per poter prendere delle decisioni. Quindi se io ho un cliente che tecnicamente è fallito, me lo dice già la legge fallimentare, è fallito e io non posso prendere delle decisioni diverse che non quello di mettere la sofferenza anch'io. Difatti, per tornare al discorso che vi dicevo prima, la sofferenza è un'attività che non va mutuata direttamente come definizione dalla legge fallimentare, ma va filtrata tramite un processo valutativo. Questo processo valutativo è previsto ed è richiesto da Banca d'Italia, perché Banca d'Italia ci dice che la postazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. Allora, fermiamoci un attimo. Io devo fare una valutazione che non deve essere semplicemente basata su quello che il cliente ha come impieghi, che io ho come impieghi nei confronti di quel cliente. Devo allargare il mio orizzonte, devo dare una valutazione non soltanto sui miei impieghi, sullo stato dei miei impieghi, ma vedere se quel cliente prospetticamente è in grado poi non soltanto di rientrare dei miei crediti, ma anche di sopravvivere nel mercato, perché altrimenti non adempio a quel criterio valutativo che mi dice complessiva situazione, di analizzare la complessiva situazione finanziaria del cliente. Questo purtroppo è un aspetto che tante volte viene tralasciato. Il motivo per cui a me interessava molto questa tavola rotonda e continua a interessarvi e sarò molto interessato a quello che viene fuori nel dibattito, è capire se questa valutazione complessiva sul cliente viene effettivamente fatta oppure no, perché alle volte nella mia attività incontro istituti che
hanno, non dico una sorta di automatismo, ma quasi nella postazione a sofferenza. Al verificarsi di un determinato evento, se risolvo il contratto, parlo del contratto di leasing per esempio, se risolvo il contratto posto il cliente a sofferenza. Ma la valutazione l'hai fatta? Cioè, attenzione, se io apposto un cliente a sofferenza per Banca d'Italia vuol dire che quella valutazione l'ho fatta, ma non vuol dire che l'ha fatta soltanto per Banca d'Italia, vuol dire che quella valutazione l'ho fatta anche per l'eventuale giudice che dovrebbe sindacare sulla correttezza della mia appostazione a sofferenza. Io ho allegato in fondo alla mia relazione un provvedimento recentissimo di agosto di quest'anno del Tribunale di Milano che appunto si è trovato a decidere su un ricorso d'urgenza presentato da un cliente che era stato messo a sofferenza da un istituto bancario che giustamente per lui ovviamente, ha chiesto al giudice di valutare se questa appostazione di sofferenza era corretta oppure no, perché l'appostazione a sofferenza vuol dire la morte finanziaria. E un cliente che si trova messo a sofferenza in mancanza della valutazione che è prescritta dalla Banca d'Italia, ha titolo non soltanto a chiedere che gli venga revocato lo stato di sofferenza, ma essendo l'appostazione a sofferenza fonte di un danno di tipo extracontrattuale, perché quel cliente, una volta appostato a sofferenza, per il criterio delle sofferenze rettificate, per il fatto che tutti gli altri istituti di credito, vedendo che un certo cliente è stato messo a sofferenza da un altro istituto, fanno la stessa cosa, questo cliente si troverà nell'impossibilità materiale di ottenere credito. Voi capite che questa è una situazione che può generare un danno importante. Pensiamo a un'impresa che ha alcuni affidamenti sul sistema, anche importanti, con diverse banche. Una banca decide di metterlo a sofferenza, le altre banche, vedendola che è stato messo da una sofferenza, facendo una misura in centrale rischi, vedendo che è stato messo a sofferenza, sono lì indecise, dicono vabbè, ma se l'hanno messo loro lo mettiamo anche noi, risolviamo il contratto, creano un danno che può essere di proporzioni anche importanti. Questa ordinanza che vi ho allegato non parla dei danni perché è un ricorso d'urgenza, però è il passo immediatamente successivo, cioè il cliente che ha ottenuto una pronuncia in via d'urgenza dal tribunale tramite il quale il giudice ha ordinato alla banca di riportare il cliente fuori dalla sofferenza, se viene da me come avvocato, come penso se va da qualsiasi mio collega, il giorno dopo presenta un atto di citazione chiedendo tutti i danni che quella postazione a sofferenza ha creato, e non sono pochi. Quindi, per concludere e per lanciare il dibattito, mi chiedo, questa valutazione che viene richiesta da Banca d'Italia e che è citata poi dalla stessa ordinanza anche per il tramite di una sentenza di Corte di Cassazione del 2009 che ha indicato chiaramente che non basta una posizione di difficoltà di recupero per appostare a sofferenza, ma che ci vuole una valutazione più importante e più allargata della situazione patrimoniale del cliente, viene fatta oppure no? E se non viene fatta, ci sono dei casi in cui questo poi ha provocato richieste di danni, e come sono andate a finire queste richieste di danni? Perché, torno a dire, è vero che queste richieste di danni si basano su un presupposto di responsabilità extracontrattuale, cerco di banalizzare per deve essere dimostrata poi il danno. Sì, ci deve essere il dolo, la colpa, cioè certo. non basta, ci deve essere, sì, ma la colpa è in re ipsa, sì. Perché nel momento in cui io non adempio a quello che mi chiede di Banca d'Italia, cioè non faccio la valutazione, è automatica. È automatico. Okay, quasi automatico. Ho già dimostrato. Okay. E il discorso incagli è il complemento, cioè noi abbiamo due grosse categorie quando trattiamo di contenzioso, le sofferenze e gli incagli. Gli incagli sono il passo immediatamente precedente. Certo. Quindi un cliente in incaglio, quando io facendo questa valutazione, che è sempre di natura generale e globale sulla situazione finanziaria del cliente, do una valutazione prospettica di possibile recupero, e mi dico vabbè, questo qui non ha pagato, è indietro di 5, 6, 7, 10 rate, però ha degli immobili,
ha delle possibilità di rientrare, penso che riesca a riportarsi in bonus in un orizzonte temporale che una volta veniva indicato in 12-24 mesi e adesso penso che debba necessariamente essere adeguato, perché sono tempistiche che alle volte non possono assolutamente essere rispettate. Ma quando valuto questa situazione del cliente, penso che questo cliente possa ritornare in bonus in un lasso di tempo accettabile e quindi riportarsi a galla da un punto di vista finanziario, oppure proprio penso che non sia più in grado di farlo. A quel punto solo posso decidere se appostarlo ad incaglio, e la stessa valutazione la devo fare per appostare la sofferenza. La domanda che normalmente quando faccio questi ragionamenti con gli istituti bancari è: sì, ma noi che cosa dobbiamo andare a guardare? Cioè, noi in fondo vediamo una centrale rischi, abbiamo alcune informazioni del cliente. Nel caso del leasing queste informazioni magari risalgono a 4, 5, 6 anni fa, perché ovviamente non si fa una revisione FIDI. Che cosa devo andare a guardare? Certo, la legge la norma non richiede, a mio avviso, di andare a fare indagini particolari come può essere l'indagine che può fare il Tribunale fallimentare facendo il deposito del bilanci e quindi andando a verificare i bilanci. No, chiede però la legge sicuramente di fare quantomeno un accesso alle banche dati, andare a verificare se ci sono elementi, protesti, pregiudizievoli. Direi, avvocato, direi che potremmo farcelo dire dagli Esatto. operatori del settore, quello che viene fatto è bene. Io Quindi, faccio soltanto più due considerazioni, sì, due perché poi c'è flash una brevissimi. domanda dell'avvocato Colomba e poi partiamo con... Mi faccio fare la domanda da Vittorio? Sì, assolutamente. Adesso me la fa. No, due considerazioni brevissime. Tenete conto che le garanzie sono trasparenti rispetto al concetto di sofferenza, cioè non spostano nulla. Quindi se io ho dei garanti che sono certo che pagheranno in ragione del debito del debitore principale, non mi spostano la valutazione, non debbono comunque modificare il mio giudizio sul cliente, per cui anche le garanzie, se il cliente è in stato di sofferenza inteso come Banca d'Italia, rimane tale, e soprattutto se il cliente paga con un piano di rientro, che questo è uno dei casi più importanti. Se il cliente a un certo punto in sofferenza stipula un piano di rientro, e normalmente i clienti in questo caso cosa dicono? Vabbè, faccio il piano di rientro, mi togli dalla sofferenza. No, a me sembra personalmente una conferma dello stato di sofferenza, però poi vediamo qual è la prassi che viene adottata. Esatto. Lasciamo la risposta per intanto grazie, direi un applauso all'avvocato Migliassi. E un microfono all'avvocato Colomba, possibilmente qui. La domanda e poi dopo partiamo con... sta arrivando, Vittorio, sta arrivando. Eccolo lì. Roberto. Sì, Roberto, la postazione a sofferenza deve essere preannunciata tramite il preavviso. La mia domanda è questa. Quando dici deve, c'è è una buona prassi? Sì. O... No. È una disposizione... È una disposizione di Banca d'Italia che prevede espressamente che la postazione in sofferenza vada comunicata al cliente. Sì, ovvio, certo. No, va comunicata in anticipo però. Come? No. La comunicazione la postazione a sofferenza va comunicata. Io devo comunicare al cliente: tu sei in sofferenza. Poi che ci siano, e questo è forse l'unico aggancio che possiamo fare al discorso sofferenza e recupero crediti, che poi ogni tanto questo venga usato come arma, come grimaldello. Questa era la prima domanda che volevo fare, per esempio, a tutti quanti. Se questo viene utilizzato come strumento di pressione per... Questo è un altro discorso. Ma la mia domanda era un'altra. Okay. Inviare la comunicazione in anticipo rispetto alla postazione a sofferenza non serve in un certo modo anche a pararsi le spalle in caso di mancato riscontro da parte del soggetto che si sta per mettere a sofferenza? Lo avviso prima, non mi riscontra. Non è interpretabile come... Con Vittorio abbiamo un pluriennale rapporto, per cui posso dire che io non sono d'accordo. No, attenzione, il fatto che lui non mi risponda non vuol dire che
sia O prova della accondiscen- comunicazione? silenzio assenso. No, attenzione, la sofferenza, e questo è il concetto che poi ho cercato di sublimare in Sì. questo intervento. Attenzione, quando mettiamo qualcuno a sofferenza, non è che possiamo basarci sul fatto gli ho fatto la comunicazione e non mi ha detto niente, per cui io legittimamente Neanche l'ho messo a nell'ottica del sofferenza, perché è sempre risarcimento. soltanto una valutazione che io faccio e monca, perché non tiene conto di tutta un'altra serie di parametri di cui io sono obbligato a tenere conto, che è la valutazione generale del cliente. Se ho un cliente che non ha pagato 5 rate e gli faccio la comunicazione, guarda che se tu non paghi la sesta ti metto a sofferenza, allo scadere della sesta rata non pagata non ho la legittimazione a metterlo a sofferenza. Ho la legittimazione a metterlo a sofferenza se, dopo aver fatto un'analisi sulla sua globale posizione economico-finanziaria, mi rendo conto che questo non pagherà mai. Allora sì, ma è la valutazione che fa scaturire la sofferenza, non la comunicazione non riscontrata, cioè l'inadempimento di per sé, ma lo dice proprio Banca d'Italia, l'inadempimento, anche ripetuto, non è sofferenza. Non posso collegare la sofferenza a 8 canoni insoluti o a 10 canoni insoluti, no, io devo valutare la Sì, sarà un sofferenza. incaglio quello. Quello sarà un incaglio, ma io posso mettere un cliente a sofferenza anche dopo il secondo Avrà canone. effetti sulla postazione del Se è fallito lo metto a sofferenza perché certo. la sofferenza fallimentare è un concetto addirittura più rigido. Difatti la Cassazione parla di sofferenza in sede di sofferenza definita da Banca d'Italia come un concetto più leggero, più ampio rispetto a quello, è un insieme più grande di quello dell'insolvenza fallimentare. Però torno a dire, non ci deve essere nessun automatismo, perché se c'è un automatismo ovviamente ci sarà il caso in cui Ma questo vediamo, allora,